Signori, prendiamo posto. Diamo subito il primo dei testimoni presenti. Signor Vergata Maurizio, dovrebbe leggere la formula del giuramento, signor Vergata. consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non contare nulla di quanto è a mia conoscenza. Dove è nato, signor Vergata? Catania, Quando? 31/8/64. Dove risiede? Catania, Via? via Adelia 28. Procede l'avvocato Ruggeri. Ascolti le domande, signor Vergata. Signor Presidente, nella lista testimoniale noi abbiamo anche chiesto la produzione di alcuni verbali di dibattimento per Virgata, Fede Avvocato, vicino al microfono. e Basile. Fanno parte di quel fascino. Sì, perfetto. Allora io non so, per una questione di utilità. L'avvocato deve parlare più vicino al microfono perché non la sento. Signor Vergata, lei è stato sentito il 12 gennaio del 95 dalla Corte d'Assise in Bicocca nel processo 27/94? Sì, Lei ricorda quello che disse allora? no. Allora, lei è stato citato a comparire per riferire in ordine alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in data lontana, il 1° luglio dell'81, e poi successivamente al giudice istruttore relativamente all'omicidio di certo Pantano Rosario. Cosa ricorda di quell'episodio? No, non ricordo niente. Lei che ruolo ha avuto all'interno della racchetta? Ero aiutante banconista. In che anni? Non lo so, non mi ricordo. Nell'81 certamente ci doveva Sì, essere. sì. Fino a quando, per quanti anni rimase? Non lo ricordo. Ci rimase per molto, per poco? Non lo so. Nell'84 era militare, quindi non lo so, prima non lo so che un anno, 2 anni, non mi ricordo bene. Sì. E poi successivamente lei ritornò a lavorare al ristorante La Racchetta? Penso di no. Ha dei motivi di preoccupazione che lo inducono ad essere reticente? No, completamente. Io non ho altre domande da farle. Pubblico ministero? Le ricorda di aver visto Pantano Rosario all'interno della racchetta prima che venisse consumato l'omicidio? Così veniva ogni tanto a prendere il caffè. Ecco, ricorda se quel giorno era all'interno della racchetta? Il giorno dell'omicidio? Al momento era là. Ricorda se il ristorante della racchetta il giorno successivo rimase aperto o chiuso? No, non lo ricordo perché ero scioccato dell'immagine che avevo visto prima, non lo ricordo. Lei conosce Campanella Calogero? No, Non l'ha mai visto? no. Intanto? Può andare, signor Vergata. Presidente, mi scusi. Sì, Posso? l'avvocato Passarello, sì. Grazie. Signor Vergata, quindi lei non ricorda fino a quando ha lavorato alla racchetta? No, non lo ricordo. È passato molto tempo. Sì. Avevo 15 anni, ce ne ho 32, non lo ricordo se è stato 1 anno, 2 anni, non lo ricordo. Non ricorda fino No, a quando non ha lo- lavorato? Non lo ricordo. Senta, lei ricorda dove era ubicato il locale pizzeria della racchetta? A quell'epoca era fuori nel tendone la pizzeria. Nel tendone. Sì, lì fuori. Ho capito. E la mattina che utilizzo si faceva di questo locale? Lo ricorda?
No, ero ragazzino, io facevo le pulizie del bar, quindi mi interessava fare il mio orario di lavoro e andare via, non è che posso ricordare delle cose. Sì, senta, lei ricorda se c'era un ufficio alla Racchetta tra i vari locali? C'era un piccolo ufficio lì sopra, vicino alla cucina. Un piccolo ufficio, che grandezza aveva questo ufficio secondo lei? Io ricordo piccolo ufficio. Piccolo? La grandezza no, piccolo, a livello di piccolo. Cioè un piccolo vano? Un piccolo, sì, un piccolo vano, quasi un mezzo vano. Quasi mezzo vano? Penso, sì, se non ricordo male. Stiamo parlando sempre nel periodo che la riguarda. Sì. Veniva utilizzato anche come ripostiglio questo mezzovano di cui lei parla? Lei lo ricorda vuoto o era pieno di mobili o di altro? C'era una scrivania, una sedia, qualcosa così per sedersi, per darci i soldi al mese quando prendevamo i soldi, che è quello che ricordo io. Nient'altro, Presidente, grazie. Soltanto una domanda. Lei che orario di lavoro faceva nel periodo? Qual è stato il periodo in cui lei ha prestato servizio? Non lo so, avevo 16 anni. Non so Cioè rispetto all'epoca diciamo dell'omicidio Pantano, sì, che è stato nel credo dicembre 81, gennaio 81, non sto ricordando bene in questo momento. Facevo una settimana di mattina, l'orario non lo so se erano le 7 fino alle 2:30, le 3, così. Una settimana facevo di pomeriggio. E lei complessivamente quanto tempo ha lavorato lì? 1 anno, 2 anni, non lo ricordo bene il tempo che io sono stato là. Cioè con riferimento a quel periodo, cioè il periodo dell'omicidio avvenuto? Non lo ricordo bene, penso che dopo dell'omicidio penso che non sono andato più a lavorare, però di preciso non lo ricordo bene. E quanto tempo prima dell'omicidio aveva lavorato? Non lo so, 1 anno, 2 anni, non lo so, però di preciso Vabbè, non lo grazie. ricordo bene. Teste può andare, signor Vicazzi. Il teste successivo. Che può dire questo? Come fa a dire questo? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Lei il signor? Isgro, Il nome? Salvatore, Nato? Catania 4462, Dove risiede, signor Sco? via Magaluso 120 a Catania. L'avvocato Ruggeri può procedere. Signor Isgro, lei ha avuto, è stato dipendente, Si vuole avvicinare il microfono. è stato dipendente del locale La Racchetta? Sì, Che mansioni svolgeva? Pasticcello, In che periodo? dall'87 in poi. Fino ad oggi? Sì, però c'è stata un'interruzione nel 90, quando il locale è stato gestito dal Cavaliere Pilota. Sì. Lei ci sa dire, grosso modo, se lo ricorda, com'era composta la società, chi erano i soci e chi aveva l'amministrazione della società sì, medesima? Erano Orofino Alfio, Bucchieri Franco e il Cavaliere Pilota. Questo quando? Nell'87, quando sono subentrato io. E successivamente? Successivamente poi è successo, ho saputo che per disaccordi di società è rimasto il signor Orofino con il signor Bucchieri. A partire da quale anno? Dal 92. Dal 92. Senta, quindi Lo lei... ricordo bene perché subentrando il signor Orofino Sì, sono se subentrato capisco io. bene, anzi mi rifiuto il mio argomento dicendole che lei è stato sentito in merito all'uccisione di certo Pantano. No, È stato, lei non è stato sentito, lei è Isgro, sì. Al tempo non era presente nel locale. Benissimo. Senta, ci sa dire di che cosa si occupava il signor Orofino all'interno del locale? sì, so che Naturalmente quando non era amministratore e quando poi divenne amministratore. sì, lui so giustamente che possedeva una scuola guida, difatti tanto che la mattina non era mai presente e si vedeva solamente la sera, tanto che io lo incontravo qualche volta quando avevo qualche ordinazione particolare che la sera mi imponeva di rimanere oltre il mio orario normale, diciamo. Sì.
Senta, e chi è che si occupava allora di condurre il ristorante, di acquistare le derrate Il signor alimentari? Bucchieri. Perché il Perché signor lui Bucchieri? attualmente, come all'epoca, è anche il cuoco. Quindi era il cuoco e componeva Tutto anche quello la che c'era da società. comprare si interessava a lui. Lei si ricorda che quota di società aveva il signor Bucchieri? Per sentito dire, non è che non ho mai letto qualcosa in particolare, credo il 14%. Sì. E il signor Rofino, quando divenne amministratore, Sì. quando è che veniva alla Racchetta? Io lo vedevo solamente di rado, qualche volta verso l'una, così magari di sfuggita. Veniva, magari mi dava qualche indicazione di fare qualche dolce per il ristorante e poi andava via. Sì. Ma mai di mattina, sempre verso l'una, le 2. Senta, lei conosce o ha sentito mai parlare di Samperi Severino Claudio? Solo dai giornali, televisione, basta. Quindi se lei ha visto la fotografia di Samperi sul giornale o alla televisione? Sì, però non sono riconosciuti, sono molto contraffatte. È in grado di affermare o di negare che il Samperi, durante il periodo in cui lei lavorò alla Racchetta, fosse venuto all'interno dei locali della Racchetta? No, completamente. No, cosa? No, È che non venuto, sarei non è entrato. venuto o non ricorda? No, perché dove è situato la cucina, io ero internamente, quindi non posso dire. Internamente però persone estranee non entravano, se non i fornitori, i rappresentanti. Allora, dei- adesso le chiedo un'altra cosa. Dalla cucina, Sì. dove lei solitamente lavorava, Sì. si vedeva l'ufficio, ovvero il locale, ovvero il bar? Mi dica lei che cosa si vedeva del Dunque, c'è da locale? sottolineare una cosa, che nell'87 il forno elettrico che uso io per lavorare era situato dentro la cucina e non nel laboratorio, perché il laboratorio è in fondo. Quindi il forno elettrico era situato a 2 metri dall'ufficio. E l'ufficio, noi l'ufficio, certo era dove ci davano gli stipendi, quindi lo utilizzavamo anche per tipo sgabuzzino, mettevamo spugnette, stracci, detersivo, per evitare che magari qualche ragazzo ne facesse uno spreco inutile. Quanto è grande questo ufficio? Sarà un 3 metri per 2 metri. E lo spazio abitabile, intendo dire, lo spazio libero, Sì, laddove lo non ci spazio siano libero. mobili, scaffali, Sì, eccetera? dico un 3 metri lo spazio abitabile. Quante persone ci possono stare nell'ufficio contemporaneamente? Bisogna vedere come, in piedi, seduti. In piedi penso una decina ci stanno, ma seduti neanche quelli. Lei conosce Cambria Giovanni? No, Non ne ha neanche sentito parlare? completamente. Non sa se era un avventore del locale? No, Conosce Gancagnolo Carmelo? no, solamente per telegiornale. Allora le faccio la stessa domanda che per Samperi. Lei ricorda, dopo aver visto la fotografia sul giornale, se il Gran Cagnolo ebbe a frequentare la A Racchetta? me mi è impossibile perché io sono internamente allocato, non sono a contatto con il pubblico. Però lei poco fa ha detto che dalla cucina era Si in vede grado l'ufficio. di vedere l'ufficio e i locali antestanti Certo, lo l'ufficio. confermo, certo. Quindi E non lei... solo, c'è anche il passaggio dall'ufficio che porta nella cantina dove noi teniamo, io personalmente tengo le margherine, tutti i prodotti che utilizzo io nel mio mestiere. Quindi ho una zona di passaggio. Allora è in grado di escludere che Samperi, durante ovviamente i suoi orari di lavoro, sia transitato da quella parte e abbia fatto ingresso nell'ufficio? Io lo escludo categoricamente, La stessa cosa per Gran Cagnolo? certo. Lei conosce Campanella Calogero? Dai giornali pure. Non veniva Campanella nei locali? Sempre lo stesso discorso, no? Che io sappia no, Neanche a prendere un caffè? non glielo saprei dire, Perché lei era in perché cucina. sono internamente. Posso, Presidente? Certo.
Senta, prima di avere le dimensioni da lei poc'anzi riferite, l'ufficio era strutturato in modo diverso, che lei ricordi? No, era più piccolo, era più grande? Dall'87, da quando sono andato a lavorare alla Racchetta, è sempre stato così, perché là dentro avvenivano anche i pagamenti degli stipendi. Sì. Senta, lei ha mai avuto modo di notare un qual certo assembramento di persone dentro questo ufficio durante tutti questi anni da lei trascorsi alla Racchetta? Nell'ufficio? Dentro l'ufficio, per esempio, lei ha mai visto 10 persone Nell'ufficio? dentro No. l'ufficio? No. 15 persone? Completamente, nell'ufficio. Lei non ricorda mai, dico così, un fatto che dovrebbe averla destato curiosità, ove se ne fosse mai accorto? Non ha mai visto un numero, diciamo, cospicuo di persone dentro questo ufficetto? Nell'ufficio no. No. Senta, la Racchetta ha un locale pizzeria? Sì. Dove è ubicato? Via Monsignor Domenico Orlando. Sì, dico dov'è, che struttura è? È coperta, è scoperta? C'è la struttura del bar che è in cemento, Sì. la pizzeria che è un tendone, Ecco, e poi la saletta ristorante che è internamente, dove è situato vicino, diciamo, all'ufficio. proprio di questo tendone volevo parlarle. Questo tendone la sera a che cosa è adibito? La sera è adibito a pizzeria. A pizzeria. La mattina, d'estate, è adibito alle persone che d'estate logicamente sono le granite, è adibito che le persone possono anche servirsi dei tavolini che ci sono là fuori, perché c'è un'entrata che collega il bar con la pizzeria, e possono benissimo sedersi, però non c'è servizio a tavola. Prendono al banco e vanno a consumare. Cioè il cliente che vuole prende una consumazione e la va, diciamo, e si reca a consumare ciò che ha ordinato al bancone sotto il tendone, esatto? D'estate, d'inverno invece si utilizza il ristorante, sistemiamo un po' di tavolini, il banconista sistema un po' di tavolini apposta e sono anche visibili dalla cucina queste persone. Senta, e l'accesso al tendone è direttamente dalla pubblica strada? Oltre che dalla sala bar, No, diciamo? ci sono altre due entrate, tanto che per agevolare i clienti degli uffici finanziari apriamo un cancello che è vicino alla struttura finanziaria e allora per non creare il disturbo di fare il giro possono attraversare direttamente la sala del tendone e immettersi nel bar. Che creiamo una zona di passaggio per agevolare i clienti, diciamo. Non so, forse ha già risposto, comunque, senta, quando il signor Orofino dismise la carica di amministratore, Sì. lei ricorda l'anno, lo ha detto poc'anzi? Certo, no? il 90. Nel 90. Ho cessato anche le mie mansioni, perché il Cavaliere aveva tutto un altro modo di gestire. Ecco, dico, poi cosa fece? Scomparve l'Orofino? Non lo so perché, guardi, non glielo saprei dire perché io non c'ero. Ah, lei non Io sono c'era. andato via anche un paio di mesi dopo. E tornò poi quando... È subentrato il signor Orofino. Io non ho altro, Presidente, per il momento. Vediamo. Le risulta che all'interno del locale della Racchetta siano avvenuti dei furti? Sì, Quante volte? ma saranno state 2, sono sicuro, per le sigarette. E poi qualche rapina e addirittura ultimamente un rapinatore di notte, uno scassinatore diciamo, è stato preso all'interno del locale. Sì. Più di una volta. Le risulta se il signor Orofino ha regolarmente esposto denunzia? Certo. Non ho altre domande, grazie. Pubblico Ministero. Quali sono esattamente le sue mansioni, signor Pasticcere. Pasticcere? E i suoi orari di lavoro? Dalle 6 alle 2. Dalle 6 alle 2 significa di mattina? Certo. Quindi ogni giorno dall'87 i suoi orari sono stati dalle 6 alle 14? Tranne nel periodo della scuola, perché noi forniamo una scuola e allora
abbiamo qualche ora in più di Cioè- lavoro. Facciamo qualche ora in più di Uno lavoro. straordinario. Sì. E fino a che E ora? poi non è pagato, cioè non è detto come straordinario, perché siccome quella oretta che prendiamo in più la utilizziamo per mangiare, cioè non la conteggiamo come straordinario. Senta, come lavoro di pasticceria lo fa soltanto lei all'interno del... È un ragazzino che a volte c'è, a volte non c'è, perché Sì. trovare dei collaboratori oggi è un pochettino difficile, per il nostro mestiere che magari ti impegna nei giorni festivi. Quindi, ultimato il suo orario di lavoro, lei che faceva? Restava al locale? No, Se ne prima andava? del lavoro me ne andavo a casa. Espletava qualche altra attività nel... Delle volte sì, quando diciamo avevo bisogno, perché c'è mio fratello che ha una bottega di frutta in via Messina, quindi capita in questo periodo, se mi capita di vendere delle fragoline così per arrotondare lo stipendio. Senta una cosa. Lei beneficiava di ferie durante... Certo, normalmente. In che periodo? È il periodo d'agosto, E quanto faceva di ferie? il periodo della chiusura. Cioè? A volte chiudeva 15 giorni, a volte 10 giorni, a volte 20 giorni, a secondo, perché nel periodo d'agosto la zona è deserta, la maggior parte degli avventori del locale sono in ferie perché lavoriamo con gli uffici finanziari. Senta, il numero dei dipendenti della racchetta quant'è? Di preciso non saprei, dovrei fare il calcolo. Più o meno, Saremo 9-10. 9-10. Senta una cosa, lei ha detto di aver sentito parlare, o visto, quantomeno sui giornali, Gran Cagnolo e Samperi, è così? Sì. Ne ricorda le fattezze fisiche, cioè può dare una descrizione del Samperi? No, gliel'ho detto, ho visto solamente qualche foto sui giornali. Sì. Allora io forse ho compreso male una delle sue risposte, l'avvocato gli diceva se aveva visto mai, o forse ho compreso male io, o il Samperi o il Gran Cagnolo entrare nell'ufficio e così... No, io ho specificato che non ho mai visto persone entrare estranee nell'ufficio che usavamo noi, perché mettavamo a disposizione, prendi una spugnetta, uno straccio, qualcosa. Logicamente se vedevo persone estranee magari ti veniva da chiedere chi è, chi non è. Lei ha mai visto Lorofino entrare e accedere in questo ufficio? Certo. Certo. Rofino mi dava lo stipendio, Rofino. Ricorda di aver visto mai Lorofino entrare con altre persone in quell'ufficio? Col consulente, con i figli. Mi faccia capire, ma la sua posizione è tale che costantemente tiene d'occhio alla porta dell'ufficio? No, alcuni momenti sì, gliel'ho detto, il forno elettrico era situato dove oggi c'è il forno a pietra, quindi logicamente il mio lavoro si svolge a contatto con il forno, quindi siccome l'ufficio, come era situato il forno, era a 2 metri, è a 2 metri dal forno, quindi mi veniva facile tenere sott'occhio. Poi ogni quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, noi utilizziamo dei prodotti che teniamo specialmente d'estate in cantina, per un posto più fresco. Quindi c'è un passaggio, per andare nella cantina si passa nel mezzo dell'ufficio. Quindi in buona sostanza quanto nell'arco della giornata lei teneva d'occhio la porta dell'ufficio? Beh, calcolando i viaggi che faccio per portare la merce al bar, che sono lo stesso che la porto, che me la curo, sia i gelati, sia la colazione, sia le cose, sia le volte che vado in cantina, sia quando viene qualche rappresentante che per non fare il giro del bar, quando la merce è abbastanza, abbiamo che c'è un'altra entrata in direzione dell'ufficio, è l'entrata che la sera ci si utilizza per l'entrata dei clienti. La mattina la utilizziamo per scaricare merce e roba varia. Quindi non c'ha mai sempre sotto osservazione questa Sempre, barriera? non l'ho detto. Senta, e il locale dopo le 14 o comunque le 15, quello che è l'orario in cui lei rimane presente, rimane aperto? Certo. Quindi, e lei sa cosa avviene nel locale da quell'ora fino a che ora rimane aperto il locale? Credo fino a mezzanotte. Fino a mezzanotte. Lei sa cosa avviene all'interno del locale in quell'arco temporale? Beh, posso immaginare, sono del ramo, posso immaginarlo, verso le 3-4 subentra il pizzaiolo e inizia a impastare. Logicamente poi viene il cameriere che inizia Cioè, a sono sistemare. cose che possono immaginare? No, che posso confermare tranquillamente.
Cioè, nel senso, lei sa se estranei siano mai entrati nell'ufficio in questione durante il periodo in cui lei non è presente? No, quello io non lo posso confermare. Quando non ci sono io non lo posso confermare. Senta, lei sa se vi è una saletta di videogiochi presso il locale vostro? C'era la saletta di videogiochi all'epoca della gestione di Aliotto. Cioè, se la può più o meno approssimativamente collocare nel tempo, cioè quando c'è stata questa... Sì, dopo il 90, quando è subentrato Aliotto, aveva il pallino di fare in quello spazio una saletta di videogiochi. E lei sa chi si occupava della gestione di questi... Sì, un certo Lamastra. Un certo Lamastra. Il nome lo ricorda di No, queste persone? no. Continua. Mi scusi, non ho capito bene, lei lavora dal 1987 Sì. e ha lavorato ininterrottamente, cioè ci sono stati periodi in cui ha cessato di lavorare, dico a parte le ferie, dico ha lavorato continuamente? No, ho detto che ho cessato nel 1990 quando è subentrato il Cavaliere Aliotto. E poi è ritornato dopo? Sono ritornato nel 93. Nel 93. Ma ha avuto problemi con Aliotto oppure... No, lui aveva un modo diverso di gestire. All'epoca aveva trovato un pizzaiolo che gli facesse anche il lavoro di pasticcere. Quindi lui... Pagava uno e ne prendeva due. Perfetto, con la sua mentalità di risparmiare. Ecco, devo dire, in sostanza, dalla pasticceria, dal forno, innanzitutto rispetto al bancone del bar, Sì. si trova alle spalle il locale, la cucina dove lei lavorava? Sì, alle spalle, diciamo. Alle spalle. No, se non è alle spalle me lo dica. No, bisogna vedere come entra lei, se entra nel laboratorio. Cioè, se si entra dall'entrata, dalla strada, Normale. il bancone è sulla destra o è di fronte? Se entra dall'entrata dove si passa per l'ufficio, allora è il bar sulla sinistra e il laboratorio sulla destra. In sostanza c'è una La porta cucina è nel mezzo. e la cucina nel mezzo. Dalla cucina, per entrare in cucina c'è una porta chiusa, aperta, C'è una porta a e chiudi, tipo saloon, tipo salone. con dei vetri. Ecco, e dal suo punto di osservazione, se lei è all'interno della cucina, vede quello che avviene nella sala sotto il tendone, diciamo? No, assolutissimamente. Lei ha detto che d'estate c'è qualcuno che si prende la granita e se la porta Al tavolo. anche se non è previsto il servizio a tavola. Perfetto. E d'inverno? D'inverno utilizzano la saletta d'inverno, che è il ristorante, per fare lo stesso, per prendere il caffè, fumare una sigaretta, ma non il tendone, la saletta invernale. Perché, mi scusi, c'è una saletta sotto il tendone, poi c'è accanto... C'è il tendone, Eh. che si utilizza d'estate, e la saletta d'inverno, che si utilizza d'inverno sia come pizzeria sia come Ed è in ristorante. muratura la saletta che si utilizza per il ristorante, mi faccia capire. Non è in muratura, sono strutture in alluminio anodizzato, Quindi mi faccia capire, c'è prima il tendone, poi c'è il bar, poi c'è il si bar, salgono delle scale dove c'è il bagno, si va avanti, c'è l'entrata al ristorante e l'entrata nella cucina e nel mezzo di fronte che si vede c'è l'ufficio. quindi praticamente il bar è Nel mezzo tra il tendone e le due salette. tra il tendone e le due salette. E d'inverno diciamo il locale adibito, cioè ricoperto dal tendone, è chiuso o è aperto al No, è pubblico? chiuso, non viene utilizzato. Non viene utilizzato dal pubblico. No. Non ho altre domande? Signor Risgro, ma lei ha mai visto il tendone utilizzato di mattina d'inverno? Dunque io posso sottolineare una cosa, che nell'aprile 88 io mi sono sposato, quindi avevamo 2 matrimoni, e il mio matrimonio l'ho fatto alla Repetta, quindi essendo noi molto meno come invitati abbiamo fatto il ricevimento
nella saletta invernale, era il mese di aprile. Siccome lo stesso giorno c'era un altro banchetto, l'abbiamo utilizzato il tendone, si usava sporadicamente, perché all'epoca l'inverno si chiudeva, si abbassavano le tende e si poteva anche utilizzare. Cosa che adesso, negli anni, il tendone si è deteriorato completamente, quindi abbiamo preferito togliere tutti i laterali e farne utilizzo solamente l'estate. Senta, se non ho capito male, nel periodo dei videogiochi, in cui furono installati i videogiochi, Sì. l'Orofino non era praticamente nel locale, cioè No. non era più amministratore. No, Lei ha detto che l'Orofino veniva solo la sera, tant'è che lei lo trovava, mi pare, nelle rare circostanze in cui si fermava sino a tardi. mi fermavo per delle ordinazioni. Senta, dico, questa era una regola fissa. Domanda che le faccio, Che cosa? cioè che l'Orofino di mattina non vi fosse mai nel locale la Era racchetta. impegnato con una scuola guida, perché ecco. oltre alla scuola guida normale aveva anche la nautica, la scuola guida nautica. Quindi di mattina non si trovava mai il signor Orofino alla Che racchetta. io ricordi no, solo qualche volta di passaggio così sporadicamente. Non ho altro, Presidente. Lei conosce la scuola guida di Orofino? Certo. Sa come era organizzata, come era gestita? Come era gestita no, so che prima la gestiva Orofino, poi Ecco, no, io volevo sapere se lei sa chi era l'istruttore o gli istruttori eventualmente di guida lui nella... stesso, Orofino, C'era lui solo? che io sappia sì, Posso farle una domanda a bruciapelo? certo. Si è detto da parte di qualcuno che quel locale era un covo di delinquenti. A lei risulta, ha mai sentito dire, ha mai sentito lamentare qualcuno perché vi era una presenza di delinquenza, perché vi era un'invadenza, perché vi era una minaccia? Completamente no. Anzi, Avvocato, posso sottolineare, a chi l'ha sentito dire lei? Volevo io In questi ho termini? sentito dire da Nessuno qualche l'ha detto. pentito. E d'altro canto la domanda era a bruciapelo, Presidente, l'avevo precisato. Era proprio da bruciare. Fulminante. Mutatis mutandis, Presidente, l'abbiamo sentito dire. Va bene, ci sono altre domande? Sì, soltanto una. Lei ha detto che è andato via, mi pare di capire, nel momento in cui è venuto, è arrivato, è subentrato l'Aliotto. non subito. Non subito. Dopo quanto diversi tempo? mesi. Diversi mesi. Credo, anzi sono sicuro, verso settembre, ottobre. Aliotto è subentrato verso aprile-maggio. Aprile-maggio. E quindi quanti mesi sono? Ma sarà tutta l'estate. Tutta l'estate. In questo periodo l'Aliotto frequentava il locale oppure era subentrato? No, veniva perché lui, forse nel suo modo di vedere le cose, le piaceva controllare direttamente il Quindi personale. Il modo di lavorare. stazionava spesso nel Sì, locale? ma non per molto, passava così, chiedeva se aveva bisogno di qualcosa, guardava 5 minuti l'andamento del locale e poi andava via, non per delle ore, questo mai. Lei ha detto che non ha mai visto o comunque non ha mai sentito che ci fossero pregiudicati all'interno, è così o ho sentito male? Non ho capito, scusi. Poc'anzi, rispetto alla domanda a bruciapelo dell'avvocato, Sì. lei ha detto che non ha visto pregiudicati, è così o ho capito male? Sì, ha capito male, ha capito bene. Lei non ha visto mai pregiudicati? Vabbè, io guardi, non ho detto che non ho visto pregiudicati. Ecco, cosa ha detto? Logicamente entrano persone che possono essere rappresentanti, possono essere fornitori, che entrano logicamente perché sono io che mi interesso personalmente dell'acquisto dei miei prodotti, quindi sono quelle persone, però se là dentro sono rappresentanti e poi fuori magari fanno, che io non so, sono dei pregiudicati, questo non devo sapere dire. Quindi lei conosce pregiudicati? No, Grazie. prego. Possiamo licenziare il test? Può andare, signor, grazie. Il test successivo. Buonasera. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia a conoscenza. Le sue generalità, per favore. Basile Mario. Scusi. Basile? Mario. Nato?
Catania, La data di nascita? 6/2/54. Risiede a Catania, signor Di Basile? Stelbiano. Via? E strada per San Giovanni Calermo 181. L'avvocato Ruggeri può procedere. Signor Basile, lei è stato sentito il 19 gennaio del 95 in altro processo Sì. attinente degli episodi avvenuti alla Racchetta. Sì. Lei ricorda e conferma la dichiarazione che ha reso? Certo. Lei in particolare è stato sentito in ordine all'omicidio di certo Pantano. Sì. L'unica cosa che in ordine a questo omicidio mi interessa sapere è se le è mai capitato di vedere di persona o di sentire da alcuno che il Pantano lasciava oggetti o pacchi o sacchi di plastica alla cassa o in altro locale. Che mi risulti no. Che tipo era questo Pantano? Ma un ragazzo entrava di tanto in tanto, là un cliente, si parlava di calcio, di sport, nient'altro. Quindi lo conoscevate? Sì. Perché parlavate di sport Sì, con sì. lui? Entrava al bar, prendeva il caffè, qualcosa, si parlava di calcio, di sport. Lei è dipendente dalla Racchetta? Io sono stato 8 anni e sono andato nell'89-90, quindi dall'81 credo, Dall'81 fino all'89. all'89. E poi è rientrato alla Racchetta? Nel 90, fine 92. Fine 92, quando Orofino ne assunse la gestione in proprio? Sì, all'incirca. No, dopo 7-8 mesi. E quando lei andò via dalla Racchetta, l'amministratore era ancora Orofino? Sì. Orofino che attività svolgeva all'interno della Racchetta? Era l'amministratore, noi altro lo vedevamo solamente la sera, perché aveva un'altra attività, un'autoscuola, quindi alla fine dell'autoscuola lui passava di tanto in tanto la mattina, chiedere l'andamento diciamo del locale, con la macchina della scuola guida, quando faceva il giro con gli alunni, diciamo, quelli che facevano le guide, e poi si vedeva la sera quando chiudeva la scuola guida. Per chiudere anche l'attività, perché era lui l'amministratore, doveva chiudere lui l'attività. Sì. Quindi veniva la sera per chiudere l'attività, lei vuol dire. E gli stipendi quando vi venivano consegnate e in che luogo, se lei ricorda? Sì, ogni fine mese, quando arrivavano le buste del commercialista si pagava il signor Rubino. Veniva col commercialista? No, commercialista, sì, le buste paghe che portava il commercialista. E in che luogo consegnavano a lei e agli altri gli stipendi? In ufficio. In ufficio. Ci può parlare di questo ufficio, come era situato, dove si trovava, come era composto e quanto era grande? Questo ufficio agli inizi degli anni, quando sono arrivato, era molto piccolino, con l'entrata dalla cucina, che poi era un ufficio tipo una stanzetta dove si tenevano dentro, oltre la sedia che c'era la scrivania, un tavolo, dove si tenevano oggetti diciamo varie per pulizie eccetera, perché non c'era una cantina, è stato fatto in secondo tempo. Quante persone potevano starvi contemporaneamente? Beh, visto il metraggio, non lo so, potevano essere 3-4 metri di larghezza e in lunghezza 5 metri, quindi calcolando sedie, tavolini, non lo so, 3 persone, 4 persone sedute, che rimane poco spazio perché in una scrivania e il tavolo e rimangono 2 metri davanti al tavolo. Sì. E per quanto riguarda il tendone, come veniva utilizzato e quando veniva utilizzato? Il tendone veniva utilizzato la sera,
perché è pizzeria. Però si apriva la mattina e c'erano dei tavolini che venivano usati dalle persone per mangiare una granita, per sedersi qualcosa, perché nel bar non c'è posto a sedere. Quindi essendo che c'erano, questo in secondo tempo, diciamo, quando sono stati fatti gli uffici finanziari e che si è aperto il bar di mattina, perché c'è stato un periodo che il bar non si apriva la mattina, che non c'era solamente la SIC, gli anni che ci sono stati. Poi in secondo tempo sono nati gli uffici finanziari, si è aperto il bar, quindi c'è questa tendone con 2 entrate aperte tutti quanti, dove i signori degli uffici attraversano per accedere nel bar, per non fare il giro della strada quando piove, eccetera, per appoggiare, diciamo. E nel frattempo un paio di tavole vengono usate per mangiare o consumare qualcosa. Lo può collocare nel tempo il periodo in cui si aprivano questi tendoni, era consentito alle persone di attraversare il tendone stesso, di utilizzare quei tavoli, grosso modo? Ma posso dire 84, 85, qualcosa del genere. No, in grosso modo di preciso non mi ricordo. Lei conosce Cambria Giovanni? No. Non lo conosce come cliente? Non lo conosco su Cambria Giovanni, può anche darsi che veniva a mangiare lì, non posso sapere il nome e cognome di tutte le persone che vengono a mangiare. Gran Cagnolo Carmelo? Neanche. Samperi Claudio? Posso ricordare qualche cliente, diciamo, che uno lo conosce come, sa, quello è quello più pignoloso, quello ti lascia più mangia, quello ti lascia questi livelli, ma nome e cognome. Lei per caso, leggendo, guardando la televisione, non ha mai visto questo Samperi, questo Gran Cagnolo effigiato in fotografia? Perché certamente, essendo lei un dipendente di Orofino, avrà saputo l'inconveniente al quale è andato incontro. Sì, ma non mi è mai capitato, perché visto il lavoro che faccio, e la sera sono sempre al lavoro, leggendo sui giornali, deve capitare qualche volta che prendi il giornale così, uno guarda, vede la foto e potrebbe dire, sa, questo è Cambria, per me mi dice no, ma non neanche questo qua, perché purtroppo il lavoro che fa, al momento che entra dentro nel lavoro non ha il tempo. Poi ci sono stati anni che lavoravo in un locale dove c'era un martellamento. E Campanella Calogero lo conosce? Campanella Calogero? No. Signor Basile, lei che mansione svolge o svolgeva all'interno della Racchetta? Lei è attualmente dipendente? Sì, ora sì. Ora sì. E dico, che funzione svolge attualmente? Cameriere. Cameriere. Precedentemente? Sempre cameriere. I suoi orari di lavoro quali sono e quali erano, se diversi? Dalle 4 e mezzo a chiusura del locale. Dalle 4 e mezza a chiusura del locale. Nell'estate, d'inverno orari erano 11, perché andavo a dare un aiuto, perché si fa un lavoro con una scuola che portiamo delle colazioni, quindi andavo a dare un aiuto dalle 11 alle 12 e mezza. Dalle 11 alle 12 e mezza, sì, l'orario della ricreazione della scuola, d'inverno. D'estate è solamente dalle 4 e mezza fino a di sera, che poi ritornavo la sera, intendiamoci, quando facevo il lavoro di mattina, questo della scuola, venendo la scuola me ne andavo, ritornavo alle 4. Senta, lei ha mai notato un assembramento di persone all'interno di questo ufficetto di cui ha parlato? 10-15 persone che lei ricordi? No, come? L'ufficio è aperto e addirittura noi altri quando si ritorna dalla scuola mettiamo dentro diciamo l'incasso con la striscetta, la mettavamo dentro l'ufficio, quindi sì, ci entravamo noi altri dentro l'ufficio. Quell'ufficio è situato in una posizione praticamente che si vede dal bar, la porta e della pizzeria, chiunque entra si vede questo ufficio di fronte con la porta se è aperta, se è chiusa, e ci sono gente lì dentro, ma non mi risulti che ci siano state queste. Senta, lei il martedì in genere ha lavorato?
Martedì? Il martedì, come giorno della settimana, è un giorno in cui lei prestava attività lavorativa? Questo non me lo Il martedì, mi scusi, di tutte le settimane, di tutti i suoi anni trascorsi alla Racchetta? Sì, di mattina sì. Sì. Perché mi sembra che c'è stato un periodo che il martedì eravamo chiusi, non mi ricordo. Era chiuso il martedì? Sì. Faccia mente locale allora su questo punto. Quale periodo è stato questo? Non me lo ricordo questo, perché si è scambiato, una volta era il lunedì, Sì. una volta, però la mattina è sempre stato aperto, diciamo, come bar. Era chiuso il martedì pizzeria, quindi io le 2 ore di mattina andavo sempre il martedì l'orario di chiusura. Quindi diciamo il locale era aperto e lei vi lavorava. Sì. Lei non ricorda niente di particolare che accadesse questo martedì? No, No. normale, alle 2 si finiva l'orario del bar e si chiudeva e basta. Addirittura chiudevamo noi altri. Senta, invece ha fatto riferimento ad un periodo in cui anche il bar era chiuso di mattina. Lei ha detto che per un periodo, a prescindere dal giorno della settimana, il bar di mattina era chiuso, quindi per bar di cosa intende il locale? Era chiuso Sì, il locale? tutto il locale. Ho capito, e quale fu questo periodo? Si aveva solamente la sera. Sì, quale fu questo periodo? Penso 82, proprio è stato un anno dopo che sono arrivato io. Non ho altro, Presidente. Le risulta che nel locale siano stati commessi dei furti, delle rapine? Sì. Quante, se lei ricorda? Guardi, 2 me li ricordo sicure perché allora non c'era la cantina e si sono fregate le sigarette dentro l'ufficio, perché si mettevano le sigarette che arrivavano si mettevano là. In che periodo? Non me lo ricordo questo. Il periodo all'inizio dell'attività? Sì, all'inizio sì, perché mi ricordo che erano pochissime le sigarette, perché all'inizio si prendevano poca roba. E poi? Poi c'è stato un altro furto, sono entrati di dietro la tenda e c'è stato anche un arresto lì dentro di un ragazzo. E? Sì, ce ne sono state un 3-4 credo. Rapine? Mi sembra una volta ci hanno rapinato. Non me lo ricordo questo qua. No. E anche ultimamente vi sono stati degli episodi di furti o di rapine? Di furti è stato un anno e mezzo fa. Le risulta se Orofino ha regolarmente denunziato questi episodi criminosi? Certo. Nessun'altra domanda. Pubblico ministero. Vuole riepilogare il periodo in cui ha lavorato alla Racchetta? Da quanto tempo ha lavorato alla Racchetta? Credo 80-81 Sino? fine 89-90. Poi? Poi ho finito di lavorare in quel periodo perché sono stato all'incirca 1 mese e mezzo fermo per un esaurimento. Che tipo di esaurimento nervoso? Sì, stavo un pochino male, facevo troppe ore, eccetera. E poi ho ripreso a lavorare dopo 8 mesi, così part-time, a fare qualche extra, eccetera. Dove? Alla Racchetta o in un altro? No, alla Collinetta, Alla di Collinetta. San Gregorio. Ho capito. Dopodiché fin quando è chiusa la Collinetta sono rimasto senza lavoro, sono ritornato a lavorare alla Racchetta. Ecco, il proprietario della Collinetta chi è? È una società, sono dei ragazzi... Persone fisiche, voglio dire, le conosci, i cognomi? Sì, certo. Come si chiama? Romano, Salvatore, Garozzo, Giovanni, Garozzo Carmelo, noi lo chiamavamo Ninni, però il nome non mi ricordo com'era, comunque era Ninni, questi erano quelli che stavano a Rustico perché ce n'erano, era divisa la società, la Collinetta e Rustico. Erano in società? Sì, avevano questi 2 locali, quindi io ero la Collinetta, quello Ninni non mi ricordo come si chiamava di cognome. È capitato, cioè, lei sa se la società relativa invece alla Racchetta, chi fossero i soci della Racchetta? Chi fossero i soci della Racchetta? È il periodo che c'ero io? Sì. E chi era? Orofino, Aliotto,
E un'altra persona. Catalano e Catalano. Catalano o Bucchieri? Catalano. Catalano. E Bucchieri. C'erano 4 allora. 4, sì. E lei c'è stato, cioè quando lei era in servizio alla Racchetta, come si chiama, l'Arioto già faceva parte della società oppure Sì. già faceva parte della società? È capitato che l'Arioto fosse presente, cioè l'Arioto era uno che presente nell'azienda oppure No, si vedeva di tanto in tanto. si Quando vedeva? si dovevano parlare di problemi, diciamo, del locale, non lo so, i problemi che avevano loro con il locale. A volte si vedevano alla Racchetta con il signor Rufino, a volte si vedevano alla Costa Azzurra. Ecco, lei era presente il giorno in cui fu commesso l'omicidio Pantano? Era presente nel locale? Sì, quel giorno lavoravo. Ecco, lei lavorava, mi pare di capire il cameriere porta le pizze, le ordinazioni a tavolo. Lei ricorda se quella sera fosse presente anche il fratello del Pantano? Innanzitutto conosce il fratello del Pantano? Sì, dopo l'ho conosciuto, diciamo, tramite il giornale, perché non sapevo che aveva quel fratello, o che perlomeno penso che si vedevano e non so che era suo fratello. Ecco, ricorda se quel giorno Lorofino fosse presente nel... No, non era presente Rufino. Ecco, sa dove si trovasse quel giorno? E se n'era andato alla Costa Azzurra, credo. E questo come l'ha saputo lei? Perché lui quando andava via lo diceva sempre, sto andando alla Costa Azzurra e se mi Quando, cercate sono là. quando c'è stato l'omicidio l'avete rintracciato, avete cercato di rintracciarlo? Presidente, mi scusi, Presidente, io mi scusi, chiedo scusa per l'intempestività, credo che il clima è molto soft, però la posizione doveva essere fatta già 3 o 4 Perché? domande precedenti a questa, credo che siamo fuori dal tema del processo, l'omicidio Pantano si è già celebrato, Presidente. Sì, e ma siamo- tutte le domande, c'è una l'articolato di sentenza, prova. quindi capisco in via generale, ora si scava un tema che mi pare sia completamente estraneo e quindi... Ma io credo che l'articolato di prova che avete proposto, che ha proposto la difesa riguardava anche questo fatto, quindi non credo che... Comunque, C'è stata già qualche domanda in proposito, quindi lo si può ammettere. Può quindi rispondere? l'avete rintracciato alla Costa Azzurra? Lei sa se il giorno dopo l'omicidio il locale rimase aperto oppure è rimasto aperto? Lei poco fa le è stato chiesto se lei conosce Campanella. Mi è sembrato un po' titubante nella risposta, è stata una mia impressione oppure... Sì, perché come nome, cioè, ne vengono tante persone lì dentro, quindi qualche nome, diciamo, come persona, può anche darsi che l'ho sentito così, ma non credo però, forse quello è stato un momento, diciamo... Il signor Campanella è dietro in cella, quel signore che è in cella seduto. Non lo vedo bene di qua. Presidente. Sì, mi ricordo di questo signore. Ecco. Sì, veniva a consumare, giocava al tennis lì di fronte alla Racchetta e veniva di tanto in tanto a prendere qualche bibita, qualcosa dopo il tennis. Grazie. Prego. Una domanda da questa parte, signore. Quando è che è ritornato a lavorare alla Racchetta? Come periodo? L'estate, no, è stato marzo, 2 anni all'incirca. Non ho capito, 2 anni fa? 2 anni, sì. 2 anni fa. Sì. Presidente, soltanto per la verbalizzazione vogliamo dare atto della collocazione del Campanella nella cella. Possiamo dire che è situato nella seconda cella di destra rispetto al banco della Corte e quindi viene di fronte e lateralmente alla posizione del teste, leggermente sulla sua sinistra, che il signor Campanella ha collaborato facendo cenno per farsi individuare nel momento in cui il teste cercava con gli occhi fra i presenti in aula, fra le persone presenti in aula. Altro?
Semmai soltanto una domanda, Presidente. Vediamo. Ecco, lei il Campanella, questo signore lo vedeva perché andava a giocare al tennis, in quale? Di fronte? C'è Sì, di fronte ci sono dei campi da tennis. Ecco. Capivo che veniva da giocare al tennis perché entrava dalla porta esterna. Da quale porta? Di quella dove si attraversa la sala, mentre che io apparecchiavo, ci salutava, andavo a consumare al bar e andava via. Quindi lo vedeva di mattina o? No, il pomeriggio. Il pomeriggio. Va bene, grazie. Altre domande? Può andare, grazie. Buonasera. Buonasera. C'è un altro testimone? Sì, certo. E lei, signor? Tuleo Mario, Vuole leggere la forma del giuramento, signor Fulano? consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Dove è nato, signor Fulano? Catania 21.541. Risiede a Catania? No, San Gregorio di Catania. Via? Sigroppillo 19B. Ascolti la domanda all'avvocato Ruggeri. Dottore, lei conosce Orofino Alfio? Sì. Quando l'ho conosciuto e quali sono le modalità della sua conoscenza ed eventualmente delle sue frequentazioni? Conoscerlo lo conosco da 40 anni, ci conoscevamo da ragazzi. Poi successivamente siamo un po' persi. Le chiedo scusa se la interrompo, dal momento che vi conoscevate da ragazzi ci può dire qual è stata la vita lavorativa di Orofino? Beh, subito dopo il militare pensò di introdursi nel campo della motorizzazione, delle autoscuole. Siccome non aveva la licenza media, conseguì prima la licenza media e poi fece l'esame per abilitarsi all'esame di istruttore di guida. Lavorò prima alle dipendenze di qualche autoscuola, 2, poi si mise in proprio. Iniziò con l'attività conseguendo la patente dei veicoli a motore e successivamente poi la estese a quella della conseguente patente nautiche. Lui ha iniziato in questo modo a lavorare. Non so cosa... Niente, volevo sapere questo. Quando quando entrò in società nella racchetta, quello che lei ricorda... Successivamente, perché quando la racchetta fu costituita era stata affidata allo studio Boscarino o Boscarello, adesso non ricordo esattamente. Dopo qualche anno mi chiamò perché avevamo deciso di cambiare chi si occupava della contabilità e quindi mi affidò la contabilità della racchetta. Quindi intorno al 78, fine 78, inizio 79, che la racchetta fu costituita nel 77. Scusi se la interrompo, e la contabilità dell'autoscuola? La tenevo già, per questo lui mi chiamò, perché già ci conoscevamo, perché gli tenevo la contabilità dell'autoscuola, quindi avevamo già dei rapporti, era contento e quindi propose, perché non era lui l'amministratore all'epoca, perché quando fu costituita amministratore era un certo signor Catalano. Quindi, poiché non erano contenti della tenuta di questa contabilità, mi propose, ci fu un incontro e poi... Scusi, andando con ordine, lei ha detto che l'amministratore era Catalano al tempo, quali erano gli altri soci? La società fu costituita da 4 soci, con capitale sociale di 400.000 lire, scusate, dove devo guardare? Deve guardare il Presidente. Io preferisco che lei si rivolga all'interlocutore, così la dialettica erano si 4 svolge soci in maniera con diversa. quote paritarie del 25% ciascuno. Il capitale sociale era 400.000 lire, quindi fu sottoscritto 100.000 lire ciascuno. Poi nell'arco dei tempi questo capitale sociale ha subito degli aumenti, delle riduzioni e poi di nuovo degli aumenti. Però l'Orofino in tutta questa evoluzione di cambiamenti di quote sociali ha sempre mantenuto dal 77 fino al 91 il 25%, cioè sì come era partito, cioè non ha mai sottoscritto gli aumenti di capitale sociale né ha acquisito le quote del socio catalano quando è uscito, è rimasto sempre costante mantenendo la quota del 25% fino al 91 poi io non mi occupavo più della racchetta,
perché nel maggio del 91, a seguito dell'approvazione del bilancio del 90, il signor Rufino si dimise e fu eletto un nuovo amministratore, tale Maugeri. A seguito di questo cambio di amministratore... La prego di scusarmi se la interrompo ancora. No, scusi, io un po' salvo... No, me lo è per focalizzare, per dare un certo ordine. Volevo sapere, nel momento in cui Rufino si dimise, vi era stata una variazione della quota societaria? Dunque, no, fino a quel momento no, era il 25%. Dal 77 al momento in cui si dimise, lui mantenne la quota del 25%. E successivamente la quota di qualcuno dei soci venne assunta, venne incamerata da qualcuno? Sì, come vi dicevo, c'è stato uno dei soci fondatori della Racchetta, il signor Catalano, che cedette il 25% della sua quota, che fu tutta assorbita da un altro socio, dal signor Aliotto. Quindi in quel momento Aliotto che quota possedeva? Al momento quando lui si è dimesso, la maggioranza. Cioè? Se io posso, ho degli appunti, se il Presidente permette li posso vedere, posso essere preciso alla domanda che mi è stata fatta. Punti possono essere consultati, ma poi debbono essere depositati per fare parte del Sì, io verbale. questo l'ho depositato già alla terza sezione penale, perché è una relazione che ho fatto in seguito di discussione per il dissequestro dell'azienda. E quindi ho fatto una relazione che ho depositato. Poi me la sono portata perché immaginavo magari delle domande specifiche. Va bene, poi la lascia per... Sì, certo. senz'altro, certo. Proprio dice, al momento che il signor Rufino si è dimesso, esattamente lui si è dimesso il 18 giugno 90 e lui possedeva il 25% delle quote. Poi il 3/7/90, e a questo punto io non mi occupavo più della Racchetta perché il nuovo amministratore ha ritenuto opportuno affidarsi a un consulente di sua fiducia, però sono tutte cose che ho dovuto ricostruire per depositarle, come dicevo, alla terza sezione penale del Tribunale di Catania. Sono state azzerate le perdite, è stato azzerato il capitale per le perdite ed è stato ricostituito un capitale per lì 90 milioni. In questa occasione il signor Rufino ha risottoscritto il 31%. Quindi è passato dal 25 che aveva avuto dal 77 fino al maggio del 90, ha sottoscritto un 6% in più, il 31%. Il signor Aliotto aveva il 55,12% e il terzo socio, il signor Brucchieri, il 13,88%. Brucchieri è stato sempre socio della Racchetta? Sempre socio della Racchetta. Quale ruolo ha ricoperto all'interno della Racchetta? Lui si è occupato un po' di tutto, principalmente come cuoco. Però si occupa un po' di tutto, è lui che va al mercato a fare la spesa, è lui che organizza la cucina, insomma un po' il responsabile del posto, perché essendo uno dei soci ed essendo un cuoco che è un po' l'anima del locale, si è occupato un po' di tutto. E Rufino non se ne occupava del locale? No, Rufino si occupava dell'amministrazione del locale, cioè, nel senso che ci vedevamo per la contabilità, mi consegnava le prime note casse, la sera chiudeva la cassa, prendeva i soldi che l'indomani versava in banca e tutti quei rapporti organizzativi. E di mattina che le risulti come trascorreva il suo tempo? Lui era istruttore di guida ed era l'unico della scuola, quindi la sua opera era indispensabile sempre l'autoscuola. Quindi non c'erano altri istruttori alla scuola guida? Era l'unico istruttore abilitato. Lui non ha mai abbandonato l'autoscuola. Anche quando è stato nominato amministratore, lui ha continuato sempre ad occuparsi della sua attività prevalente perché la sua fonte di guadagno era l'autoscuola, quindi si occupava prevalentemente dell'autoscuola. La mattina faceva le lezioni di guida o spesso aveva gli esami, quindi presentava i candidati agli esami, quindi non poteva in nessun modo occuparsi di mattina della Racchetta. Lui si occupava della Racchetta, la sera chiudendo l'autoscuola passava dalla Racchetta. Questo quando era amministratore, e quando non era amministratore, che lei sappia naturalmente. Io non mi sono più occupato della Racchetta, però per quello che mi risulta lui non si occupava più, non ci andava più completamente, per quello che mi costa, perché io... Questo gliel'ho chiesto solo perché lei mi ha detto che lo conosce da 40 anni. Esatto, ve lo voglio dire, ma mentre prima quando mi occupavo della Racchetta necessariamente c'erano dei contatti per la Racchetta, poi per 2 anni non ci sono stati più questi contatti, però per quello che mi risulta
perché a volte ne parlavamo, si sfogava, era amareggiato di questa situazione, mi diceva che non ne doveva più occuparsene, anzi voleva cedere queste quote. Sì. Cioè nel suo intendimento c'era questo. Senta, dottore, le faccio una domanda tra parentesi. Lei ha mai conosciuto, ha sentito parlare di Litrico Matteo? Sì. Cosa ci sa dire di questa persona? Scusi, la domanda dovrebbe essere un po' più specifica. Cosa ci sa dire? Come lo conosce? Già è meglio, avvocato. Grazie. Senza bruciatore. Appunto, così già è meglio. Siamo lieti di questo. Tenevo la contabilità anche del signor Litrico Matteo. Ah, è interessante questo. Purtroppo. Allora, apprendo una circostanza nuova. Allora sarei curioso di sapere... Abbiamo notato la sorpresa, avvocato. Se quale amministratore del Litrico e dell'Orofino ci siano stati mai contatti di natura economica fra i due. No, nel modo più assoluto. Meno male, che la verità viene sempre a galla. E questo era un punto importante. Grazie a Dio è spuntato fuori. No, abbiamo notato la sua sorpresa nel prendere... No, ma è stato un regalo per quanto ci riguarda. Dottore, per continuare, per non fare perdere tempo ovviamente alla Corte. Poi lei diceva che Orofino diventò nuovamente amministratore. Ci vuole dire le modalità, per piacere? Cioè lui aveva manifestato l'intenzione di cedere le quote della Racchetta, perché aveva 2 figli a cui voleva pensare a fargli qualche cosa per l'avvenire. Poiché con la Racchetta non si vedeva questa possibilità per la situazione minoritaria che lui aveva, per i contrasti, adesso io non so esattamente come, fece la proposta, voleva disfarsi di queste quote. Queste quote naturalmente erano invendibili perché non c'era mercato. Per quello che io so, si sono incontrati i 2 soci maggioranza, quelli che erano interessati alla cosa, che erano l'Alioto e il signor Orofino, e da che il signor Orofino doveva vendere le quote al signor Alioto, invece poi finì che il signor Alioto vendette le quote al signor Orofino. Però io questo, avvocato, non glielo so dire perché io non ho partecipato a questa trattativa, io sono stato richiamato a cose fatte. Quando il signor Orofino mi richiamò per dirmi Mario, ero partito per vendere, è finita che ho acquistato, per favore ritorna nuovamente a occuparti della contabilità della Racchetta. Quindi le modalità come si sono svolte non le so. Sì. Però lei mi ha detto poco fa di aver ricostruito la contabilità perché è incaricato a ciò dal Tribunale di Catania. No, dal Tribunale di Catania, come perito di parte. Come perito di parte, ok, mi sono sbagliato io. Sì. Attraverso questa ricostruzione di contabilità, lei come è stata acquistata da parte di Orofino la quota di Alioto? In contabilità quali furono? Ecco, voglio sapere se lei può essere preciso o se vuole consultare le note alle quali è stato autorizzato. Sì, questo qui, da qui risulta che lui pagò la quota nominale 75 milioni. Cioè, in buona sostanza io vorrei sapere i soldi di questa Racchetta, da che cosa sono provenuti, come sono provenuti, quali tracce vi sono di questi soldi e chi ha apportato capitale. Ma io ho ricostruito i 20 anni di autoscuola di Orofino e da lì si può evincere come lui effettivamente aveva una fonte di reddito notevole, quindi non erano i 75 milioni penso che gli mancassero per acquistare le quote della Racchetta. Il problema era che la Racchetta aveva una situazione debitoria, una situazione bancaria disastrosa a cui bisognava far fronte immediatamente. Quindi lui, oltre ad attingere quello che erano possibilmente i suoi risparmi, ha anche attinto a dei prestiti personali di amici, ma non usurà, ecco, per il dente. Lei li conosce queste persone? Sì, li conosco. Uno è un funzionario di un ente pubblico, l'altro uno è un commerciante, l'altro non lo conosco. Ecco, 2 li conoscevo, uno no. Ma ripeto, questo non per acquisire le quote della Racchetta, questo per far fronte poi... Le chiedo scusa per non prestarsi ad equivoci la circostanza. Vuol controllare il nome della terza persona sì, della quale lei non ricorda sì, la qualità? Subito. Ultimo preciso, chiedo scusa. Allora, Canè Giovanni, De Luca Roberto e Coco Gaetano.
Se posso aggiungere una cosa, oltre alla mia perizia, perché l'attività dopo la prima udienza, la terza sezione penale, l'attività è stata dissequestrata, cioè l'autoscuola, l'appartamento, le macchine e la società come tale, nonché le quote dell'altro socio, sono state dissequestrate. È rimasto solo sotto sequestro, non so se il termine è giusto, solo la quota del signor Orofino. Ecco, questo mi ho perso il filo di scusate, ma niente, io avevo esaurito la domanda, avevo iniziato qualcosa ma mi è sfuggito il filo logico della discussione. Posso passare? Dottor Puleo, lei conosce i locali, materialmente i locali della Racchetta? Sì. Vi è un locale adibito ad ufficio? Sì, avvocato, lo conosco perché periodicamente io ci andavo, un po' per controllare i documenti contabili, un po' per ritirare i documenti contabili. Mi scusi se la interrompo, quando vi si recava? La mattina, il pomeriggio, la sera? No, solo di sera dopo le 8, perché solo dopo quell'ora io trovavo l'Orofino per farmi consegnare i documenti. Ecco, e dove vi mettevate? Ecco, c'è un ufficetto, diciamo così. Perché lo chiama così? Perché originariamente era uno sgabuzzino con un gabinetto e siccome proprio era angusto, quando ci andava non si poteva stare, compagnia bella, ne parlammo, infatti decise di abbattere questa parete del gabinetto, togliere questo gabinetto e quindi allargare un poco questo locale. E dopodiché è venuto un localino un po' più accogliente, un piccolo locale dove c'è lei vuole sapere le dimensioni, non lo so. Sì, le dimensioni e che cosa c'è? Beh, c'è una scrivania, una libreria, 3 sedie e un armadio a muro. Il resto è uno spazio 2 metri per 2 metri. Adesso non so, saranno 2 per 3, non so adesso. Cioè, un locale comunque accogliente dove mi potevo sedere insieme a lui e prendere i documenti o discutere o altre cose. Sì. Grazie, non ho altro, Presidente. Mi scusi, quante sedie c'erano? 3 sedie ci sono, una dal lato di chi siede della scrivania e 2 dall'altro lato. Va bene, niente. Possiamo licenziare il test? Può andare, dottore. Sì, si acquisisce questo, sarebbe la copia, la consegni all'ufficiale giudiziario, sì, sarebbe la copia di una consulenza di parte. Sì. Va bene, può andare, dottore. Grazie. Buonasera. Signor Bucchieri, c'è come te. Sì, in tutto, lei è l'amnistia, in tutto ci sono giudiziari, ma mai tutte queste cose. Nome e cognome, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità, a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Le sue generalità complete, per favore, signor Bucchieri. Bucchieri Franco, nato a Catania 11-12-44. Dove risiede? Via Picella 64. Ascolti la domanda all'avvocato Ruggeri. Signor Bucchieri, lei è socio della società La Racchetta? Sì. A partire da quando? Ma dal 76. Ed è stato socio ininterrottamente? No. Io sono stato socio direttamente, sono stato 15 anni fa, che prima c'era un fratello mio, poi per eredità mi ha dato a me, che è morto lui. E quindi ininterrottamente fino ad oggi? Sì. Fino ad oggi? Fino ad oggi. Che quota ha della società? Il 13 e l'80%, così. Ha avuto sempre questa quota? No, prima avevo il 25%, dopodiché si è dovuto aumentare il capitale. Io non avendo la possibilità
ho sceso di quote. Che posto occupa all'interno? Io faccio il cuoco. E quindi come si svolge la sua attività? Ci spieghi? Cioè la sua giornata lavorativa? La mia giornata lavorativa è di sempre, se non è mutata naturalmente. Come, avvocato? Cioè la sua attività lavorativa consueta dal momento in cui lei è entrata a far parte della società, se non è mutata. No, sempre la stessa. Io faccio delle compere al mercato, faccio la spesa, faccio tutto io alla Racchetta. E Orofino che cosa faceva? Il signor Orofino alla mattina era alla scuola guida, si interessava della scuola guida lui, poi veniva la sera per chiudere la cassa la sera tardi. E di mattina non veniva mai? No, di mattina si vedeva una volta ogni tanto così che veniva con dei clienti della scuola guida che si prendeva il caffè e andava via. È capitato che lui venisse con altre persone che non fossero clienti? No, assolutamente. Si ricorda in che periodo Orofino fu amministratore della Racchetta? Ma guarda, avvocato, il signor Orofino non so se è stato nell'84, non mi ricordo bene. Perché poi il signor Orofino nel 90 ha lasciato e ha ripreso nel 92 a subentrare di nuovo alla Racchetta. Sì. Senta, lei conosce Cambria Giovanni? Ma può darsi che io lo conosco come cliente, così, visto così, come cliente. Ma ricorda la fisionomia? Cioè questo nome le ricorda qualcosa o qualcuno? Avvocato, non lo so se veniva con la famiglia questa persona. Gran Cagnolo Carmelo le ricorda qualcosa? Sì, Gran Cagnolo così mi ricordo perché lui veniva a comprare delle sigarette e andava via. Perché lo vedevo scendere dal villaggio Rusmit, non lo so se abitava là. È mai capitato che il Gran Cagnolo parlasse con Orofino? No, mai, perché non si poteva incontrare. Il signor Orofino era alla scuola guida, quindi era sempre in giro con gli alunni a fare... È mai capitato che il Gran Cagnolo entrasse nell'ufficio? No, mai, assolutamente. Nell'ufficio non entrava nessuno, perché se entrava qualcuno, a parte che io sono cuoco della cucina, vedevo le persone che potessero entrare nell'ufficio, perché la cucina è attaccata vicino all'ufficio. E dalla cassa si può vedere chi entra nell'ufficio? Sì, si può vedere. E come ha combinato questo ufficio? Che è così è esposto alla vista è un mezzo, tipo mezzovano così, che noi anche dalle volte mettevamo anche delle sigarette in principio, quando noi abbiamo preso delle sigarette, che in quel periodo pure ce le hanno rubate. 2 volte ci hanno rubato le sigarette dentro l'ufficio, chiamato ufficio, che poi erano sgabuzzini. All'interno dell'ufficio hanno rubato le sigarette? Sì, 2 volte. E vi sono state anche delle rapine alla Racchetta? A me ne hanno fatte 2, a mano armata, nel locale, poi ci sono stati dei furti, una rapina ci hanno fatto al signor Orofino, anche una rapina al signor Orofino. E sono stati tutti regolarmente denunziati? Sì, tutti denunziati. Anche ultimamente hanno arrestato una persona all'interno del locale perché l'hanno trovato in flagranza e c'è la denuncia pure fatta. E di Samperi Claudio Severino lei ricorda il nome, ricorda la fisionomia? Io queste persone le ho sentite tramite giornale, non ho sentito nient'altro. Quindi lei si ricorda di Gran Cagnolo ma non di Samperi? No, assolutamente. Lei ha visto la fotografia del Samperi sul giornale? Così, da sfuggire. Il vedere questa fotografia le ha fatto ricordare o meno la presenza di questa persona nel locale? No, assolutamente, avvocato, perché non venivano queste persone nel locale, completamente. Tranne che qualcuno veniva a prendere un caffè, ma assolutamente no, non lo conosco completamente. Perché lei ha detto non venivano queste persone nel locale? No, dico,
Queste persone, voglio sapere che cosa intendeva dire, perché può essere utile questa sua perché espressione. non le ho viste nemmeno io queste persone nel locale, quindi non venivano, abbia pazienza. No, io pazienza ne ho, per carità. No, intendevo, io avevo pensato che le dicesse queste persone come pregiudicate. No, per dire, allora le faccio una domanda diretta. Così, tanto per... E Campanella Cologero lei lo conosce? No, assolutamente. C'è stato un testimone che ha detto poco fa che era una persona che veniva di pomeriggio dopo aver giocato al tennis da Umberto. Avvocato, io ho un tempo che dalle 2 alle 6 me ne vado a riposarmi, perché giustamente io lavoro di mattina fino alla notte, non posso stare nel locale tutto il giorno, quindi non lo so se questa persona veniva o non veniva, assolutamente. Signor Buccheri, dico, lei ha mai notato dentro l'ufficio assembramento di persone, 5, 6, 8 persone, di estranei? Avvocato, io gliel'ho detto, se c'era un assembramento di persone io l'avrei visto, perché io sono alla cucina e attaccata vicino all'ufficio, quindi non ho visto mai queste persone assembrarsi dentro l'ufficio. Dico, o persone, mi scusi, in genere? In genere sono venuti i rappresentanti, qualche rappresentante... Ma a quanti venivano? Cioè, contemporaneamente chi arrivava? Un rappresentante? Un rappresentante veniva perché... E con chi si accomodava nell'ufficio? Con chi si accomodava? No, non andava in ufficio, veniva direttamente in cucina, a spiegarmi un prodotto nuovo che aveva da consigliarmi. Dico, quindi l'unico rappresentante della proprietà, dei proprietari nel corso della mattinata, delle varie mattinate, presente alla racchetta era lei praticamente, tra Orofino e Alioto. Sì, dei tre il presente era proprio lei. Sì. Senta, voi avete, mi pare, un locale coperto da un tendone. Sì. Ecco, mi può spiegare a cosa veniva o è adibito questo ambiente? Alla mattina noi abbiamo dei tavolini che ci svengono le persone dell'ufficio, della SIP, si prendono delle granite o del caffè, quello che prendono nel periodo estivo, e se lo portano a tavola e fanno colazione. A mezzogiorno io ci faccio la pasta, se la prendono a service e se la portano nei tavoli. Ho capito. Ha un ingresso esterno direttamente questo tendone? Sì, c'è un cancello, il cancello numero 7, che entrano le persone e entrano al bar, con tutto ciò che c'è anche l'entrata al bar. Cioè si può entrare direttamente dalla pubblica via praticamente? Sì. Senta, lei ricorda se furono messi dei videogiochi nel locale? Sì, e per questo, con questi videogiochi c'è stato che il signor Orofino se n'è andato, perché li ha messi questi videogiochi il cavaliere Aliano. Orofino era contrario a queste cose, con tutto ciò Orofino se n'è andato. Poi quando ha ripreso la racchetta di nuovo il signor Leone se n'è uscito, e allora è ritornato di nuovo il signor Orofino. Grazie, non ho altro, Presidente. Pubblico Ministero. Mi scusi, l'ufficio che era accanto alla cucina dove lei lavorava, lei faceva il cuoco, mi pare. Sì. È fornito di una porta oppure senza porta? No, c'è la porta. Una porta... Una porta normale. Una porta normale? Sì. Lei ha detto che dalla cucina si vede il... Sì. Come si vede? Mi faccia capire. La cucina non c'ha un'altra porta o no? C'è la porta, però noi la teniamo aperta perché si muore dal caldo, quindi la teniamo Ma la aperta. porta com'è? Che tipo di... Così, che si apre e si chiude. Si apre e si chiude? Sì. Si apre... Quella della cucina, Ecco, si apre e si chiude. Sì. Ma noi la tenevamo sempre aperta. Sempre aperta e come la tenevate? Con dei pugnetti di legno. Lei ha detto che avete subito un furto all'interno dell'ufficio. Sì. Ecco, non ve ne siete accorti? No, perché è stato di notte. È stato di notte. Sì.
Lei il signor Campanella non lo conosce? No, assolutamente. Ecco, e quel signore che si trova in cella? Non lo conosco. Non l'ha mai visto? No. Lei che orario di lavoro fa? Ma io faccio dalla mattina alle 7. A lei l'ha guardato bene questo signore o no? Io non lo conosco, guardi. No, sto dicendo se l'ha guardato bene. No. Sì, lo sto guardando ma non lo conosco. Non lo conosce. Ecco, allora lei che orario di servizio di lavoro fa? Dalle 7 alle 2:30. Dalle? Dalle 7 di mattina alle 2:30, poi smonto e rimonto alle 6 di sera. Lei nel momento che ci fu l'omicidio Pantano faceva il cuoco, era sì, già in... era dentro la cucina. Ho capito. Non ha... No, assolutamente. Lei conosce Tuccio Salvatore? No. È un vostro rifornitore? No, assolutamente, non lo conosco. Non è stato mai vostro rifornitore? No, mai. Grazie. Avvocato Passarello? Sì, senta, signor Buccheri, il pubblico ministero era interessato a questo discorso della porta e allora io vorrei una precisazione. Lei faceva dei gesti poc'anzi, cioè com'è questa porta della cucina? Scusi, c'è opposizione però alla prosecuzione. C'è opposizione, Presidente? Sì, perché l'esame è un... Ah no, scusi, avvocato, scusi, dimenticavo il ruolo. Per un attimo ho dimenticato che lei può chiudere l'esame. La ringrazio. Sono troppo abituato a fare altro ruolo. La ringrazio, e lo capisco, le abitudini sono dure. Prego. È una porta che ha vento, che si può aprire e si chiude, da sola. Scusi, per porta a vento lei intende a due mezzerie praticamente? Sì, 2 mezzi. Ho capito, è intera comunque o è inframmezzata da oblò? No, ci sono i vetri. Ci sono i vetri? Sì. Ho capito, quindi è una delle porte che si montano nelle cucine dei locali pubblici, sì, praticamente. E poi anche che c'è la porta chiusa si vede sempre il locale, l'ufficio. Sì, senta, chi è o chi è stato il vostro fornitore di uova? L'arrescono. La ringrazio, signor Buccheri, molto gentile. Una domanda da questa parte, signor. Lei ha un giorno di riposo settimanale? Sì, il mercoledì. Ci sono altre domande? Può andare, signor. Grazie. Buonasera. Abbiamo esaurito? Allora, ancora qualche minuto per deliberare sulla posizione dell'imputato Cocuzza Nunzio. Allora, approfittando del fatto che c'è in aula l'avvocato Ruggeri che lo assiste, le parti ricorderanno la vicenda di Cocuzza Nunzio è la seguente: fu fatta un'istanza di liberazione a suo tempo sotto il profilo della incompatibilità delle condizioni di malattia del Cocuzza con la detenzione carceraria. Fu dato incarico a un perito di ufficio, il dottore Carbello Rinaudo, di esaminare il Cocuzza e il dottore Rinaudo pose una diagnosi di schizofrenia e giudicò che la situazione conseguente fosse incompatibile con la detenzione carceraria, per cui il Cocuzza fu ammesso agli arresti presso una struttura pubblica. E lì è rimasto sino a quando poi fu avviato ad altro tipo di struttura aperta, ma il provvedimento non ebbe seguito per altre vicende che riguardano il Cocuzza, che attualmente mi pare che è detenuto in carcere per altra causa. E allora a un certo punto per tutta la durata del processo il Cocuzza è stato rinunciante, con una dichiarazione che fece al tempo della prima perizia, con la quale appunto espressa la volontà che il processo continuasse in sua assenza. A un certo punto
non so se sollecitazione del pubblico ministero o di ufficio, la Corte si pose il problema se la condizione di malattia avesse impedito una valida costituzione del rapporto processuale. E allora si richiamò il consulente di ufficio, gli si espose il problema e il perito ha riconsiderato la situazione e ha detto che al tempo in cui visitò per la prima volta il Cocuzza, la sua situazione era talmente grave da impedirgli una valida partecipazione al dibattimento, mentre in seguito per la remissione dei sintomi e per la reazione positiva al trattamento, alla terapia, l'affezione, la malattia ha avuto appunto una remissione parziale che ha avuto riguardo a ciò che sotto il profilo medico-legale si deve intendere per possibilità di partecipazione utile al dibattimento, lo faceva concludere per appunto la possibilità per il Cocuzza di presenziare utilmente al dibattimento, a partire appunto dalla data della seconda visita che possiamo fare coincidere con il maggio del 1995. È stata depositata anche una Presidente, consulenza. che giorno del maggio 95? Guardi, è stata depositata la perizia il 6 maggio del 95. Ora, quando abbia iniziato le operazioni peritali, io non saprei dire. 6 maggio è stata depositata. Hanno avuto inizio lo stesso giorno, 17 aprile 96, con l'esame degli atti risultati annesso e poi il 23 aprile presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Catania, quindi in data 23 aprile 96 si può dire che il signor Cocuzza fosse in grado di presenziare. 96, hai detto 95. Nel maggio 96. Nel maggio 96. Ora, è stata depositata una consulenza di parte del dottor Gaetano Sisalli, il quale dice, mi pare, che più che altro dovrebbe trattarsi di un disturbo schizofrenico di tipo paranoide e pur essendo presenti deliri tipicamente di persecuzione e allucinazioni correlate al contenuto dei deliri, generalmente vi è una scarsa o addirittura nessuna compromissione ai test neuropsicologici e agli altri test cognitivi, e per cui in definitiva la valutazione che fa è che il signor Cocuzza non abbia avuto mai una compromissione talmente grave da non rendersi conto della sua situazione prima di detenuto e poi di persona soggetta al procedimento penale, e soprattutto perfettamente in grado di esprimere una volontà che il processo fosse anche celebrato in sua assenza. Questa è una perizia di parte è stata depositata, cioè una perizia di parte dal difensore del Cocuzza, che era in condizione di esprimere, quindi di partecipare coscientemente al dibattimento e quindi di esprimere la sua volontà che il processo si celebrasse in sua assenza. Ora, questa è la situazione di fatto, io non so che cosa, vorrei sentire le parti su quello che... E di fatto, mi scusi Presidente, questo processo è andato sempre stralciato, è stato sempre... No, non è stato mai stralciato, perché dal momento in cui il Cocuzza fu avviato all'istituzione pubblica nel novembre o dicembre del 1995, cioè da quando fu ammesso agli arresti in istituto pubblico, in quell'occasione fece una dichiarazione di rinuncia
che equivale a una espressione di consenso a che il processo venisse celebrato in sua assenza. Questo prima della prima perizia, voglio dire. No, questo in concomitanza con la prima perizia, cioè nel momento in cui fu avviato all'ospedale Vittorio Emanuele, al reparto di psichiatria dell'ospedale Vittorio Emanuele, dove fu ricoverato in condizione di arresti ospedalieri. Presidente, noi crediamo che sulla base di questi degli esiti di queste o perizia o consulenza si debba e si possa ritenere che il Cucuzza sia capace abbia tutte le capacità per partecipare al processo e quindi si chiede che si proceda oltre. Il difensore? Il difensore si rimette alle determinazioni della Corte, facendo altresì presente che comunque si voglia orientare la decisione della Corte, non vi è dubbio che i motivi che suggerirono alla Corte, assistiti da consulenza medico-legale, che lo ammise alla custodia presso un ospedale psichiatrico, quest'oggi sussistono e tendono ad aggravarsi se la sua carcerazione continua in ambiente non idoneo. Nella perizia d'ufficio che lei ha ricordato, signor Presidente, si è detto che inizialmente non era capace di stare utilmente in dibattimento, quindi non aveva la capacità di potersi autodeterminare. A seguito delle cure il Cucuzza invece ha acquistato questa capacità, il che significa ex adverso che Cucuzza in carcere non può stare. Mi rendo conto che vi sono delle difficoltà da persona che, pur capace di partecipare utilmente al dibattimento, debba stare tanto tempo ad occupare posti importanti e utili per altri pazienti, e non vedo altra possibilità di conciliare il bene della salute costituzionalmente tutelato, ma questo non c'è bisogno che lo ricordi a nessuno ovviamente, con le esigenze cautelari e con le esigenze di utilità processuale, di ammetterlo quantomeno agli arresti domiciliari, perché gli arresti domiciliari in ambiente idoneo, in ambiente tranquillo, laddove può essere seguita e curata da uno psichiatra, che è proprio il dottor Sisalli del quale abbiamo parlato, io ritengo che la Corte possa ammettere. Mi scusi un momento, avvocato Ruggeri. Con la posizione mi rimetto alle determinazioni della quad Corte. processum, che cosa c'entra questo? Io Anche perché io le voglio ricordare che per quanto riguarda questa Corte il Cucuzza è stato ammesso agli arresti in una struttura aperta, sì, signor. Quindi quod libertatem, noi non abbiamo più niente da dire, tranne che ci si chieda proprio la liberazione, basta, sì che simplicita. Per revisione di libertà, signor Presidente, certo, anche perché per le difficoltà che comunque questo è un discorso che viene dopo. Qui quello che ci interessa è se lo dobbiamo tenere nel processo oppure lo dobbiamo separare e ricominciare da capo. Mi rimetto alle determinazioni. Va bene, allora intanto dispongo che non c'è copia degli elaborati siano trasferiti nel processo che si tratta oggi, perché questi elaborati fanno parte di un fascicolo diverso, che è quello del provvedimento camerale. Quindi copia della perizia del dottor Carmelo Rinaudo e della consulenza del dottor Gaetano Sisalli debbono essere allegate al verbale di udienza odierna. Dopodiché rinviamo a domani per la decisione della Corte.